Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20 che quest'oggi passiamo in allegria, perché sono con noi Paolo Veniere ed Enzo Pio Pignatiello, che sono i curatori del progetto SOS Stanlio e Olio. Il progetto SOS Stanlio e Olio riporta a Trieste, correggetemi se sbaglio o se sono troppo generico, credo tutta la produzione, no, di Oliver Hardy, però il dato importante è le versioni, che sono le versioni italiane. Sì, esatto. L'ho detta forse un po' troppo, sono stato troppo generico. Esatto. Il progetto SOS Stanlio e Olio appunto vuole riportare alla conoscenza, recuperando dagli ultimi elementi esistenti in pellicola, tutte le versioni di tutta la filmografia di Laurel e Hardy nella loro prima uscita nelle sale cinematografiche italiane, con i doppiaggi originali, con i montaggi originali, i titoli italiani che sono diversi da quelli americani, e appunto per insomma salvare questo materiale che altrimenti rischia di andare perduto. La vostra è un'operazione, diciamo, anche filologica e parte proprio, questo credo sia importante sottolinearlo, parte proprio dal cotè cinematografico di Laurel e Hardy, cioè non dalle come posso dire, non dalle versioni, chiamiamole così, televisive, esatto, dei cortometraggi che noi siamo abituati a conoscere e a riconoscere, proprio partendo dal doppiaggio, perché c'è un discorso molto importante che bisogna fare su questo aspetto della produzione e, per certi aspetti verrebbe da dire meglio, della fruizione italiana, esatto, di Laurel e Hardy. Esatto, è proprio quello il punto, perché Laurel e Hardy noi li abbiamo da sempre considerati quasi italiani, proprio per merito di questo tipo particolare di adattamento che si facevano all'epoca dei film, ma questo in generale, non solo per Stanlio e Olio, ma per tutti gli attori esteri, no, si usava doppiarli, oggi si usa la sottotitolazione, ma insomma che per quanto insomma per i filologi delle lingue originali sia un'operazione assolutamente validissima, ma in realtà porta a perdere molto, ecco. Mentre col doppiaggio c'era questa cosa, no? Loro parlavano con questo accento, con questo slang, no? Tipico delle persone anglofone che parlano male stentatamente la nostra lingua, ma questo era un quid in più alla loro comicità, che era una comicità sostanzialmente slapstick, quindi sì, dalle radici molto antiche, cadute, botte, torte in faccia, scivoloni, ruzzoloni, rumori, eccetera, ma questo fatto di sentirli parlare con questo slang gonfiava a dismisura la loro comicità, e nasceva proprio dal fatto che le prime versioni che loro giravano dei film per il mercato estero le giravano nelle varie lingue. E questa fu un'idea geniale del produttore Al Roach, e ovviamente loro non conoscevano le lingue che andavano a interpretare, a parlare, e quindi sbagliavano tutti gli accenti. Questo avveniva anche per il tedesco, per il francese, per lo spagnolo, certo, e per l'italiano poi a maggior ragione. E quando poi è nato il doppiaggio, quando è stato introdotto negli anni 30, si ritenne di mantenere questa caratteristica perché piacevano così al pubblico. Questo è il quid. Tra l'altro bisogna sottolineare, molti lo sanno, ma lo diciamo anche, che le voci originali sono completamente quasi all'opposto, nel senso la voce di Stan Laurel è più bassa e la voce di Oliver Hardy è un attimo più alta. Devo dire la verità, io ho i DVD di tutti quanti i corti, sono DVD americani, dopo una iniziale straniamento, no? Perché dici non siamo abituati. Poi dopo in realtà la loro è un'arte appunto che è una comicità più fisica, è un paradosso, no? È un paradosso che noi ci divertiamo anche appunto per il modo di parlare, arrivederci, tutte queste cose qua, ma in realtà la loro è una comicità molto più vicina a quella di
mi verrebbe da dire Buster Keaton era più macchinosa, però insomma è una comicità di fisica, ecco. Sì, sicuramente, anche perché loro comunque vengono dal muto, anche loro. Ah, sì, in quel senso. Prima diciamo separatamente come attori del muto, poi come coppia dal 1927, non essendoci ancora il sonoro, comunque funzionavano molto bene, quindi quella rimane un po' la pubblicità, la loro tipicità, la loro fisicità. E poi è interessante anche che la coppia è una delle poche coppie diciamo, che viene dal muto, ma che con l'avvento del sonoro ha guadagnato, sì. E comunque non ha perso. Sì. E questo è anche molto, molto interessante. C'è un'altra particolarità poi che è tipica più di Ollio che di Stanlio, ed è che poi sarebbe stata utilizzata spessissimo, che è quello di guardare in macchina. Il guardare in macchina è una cosa assolutamente... Cary Grant dopo, se non mi sbaglio, fu uno dei primi a portarla avanti, però quello è anche qualche cosa, e quello è tipicamente cinematografico. Esatto, ma era un modo per stabilire un rapporto diretto, no, immediato con lo spettatore, e quello il motivo anche per cui questi due comici sono sempre stati sentiti dal pubblico come degli amici, come delle persone di casa, e quindi amati all'inverosimile, no? Laddove non voglio stabilire nessun tipo di graduatorie eccetera, laddove effettivamente Chaplin, ma ripeto, mi viene in mente così, è qualche cosa che ti chiede uno sforzo in più, ma ripeto, non ha senso come contrapposizione, anche se ti viene naturale farla, ecco, in sostanza. Sì, no, è una comicità sicuramente più immediata e meno cervellotica. Ecco, come avete recuperato tutto il materiale? Perché poi c'è un libro anche molto bello, dove oltre a insomma sono recuperati, per esempio, li facciamo vedere manifesti, flani, è un lavoro veramente certosino e davvero è anche emozionante per chi poi con questi due è cresciuto, insomma, no? Dove trovate tutte queste robe? Beh, la colpa è sicuramente dell'amico Enzo, che da archivista riesce a trovare le cose nei meandri più sconosciuti, e chiaramente la passione, e poi si parte da un'idea di ricerca, e appunto questa ultima pubblicazione, ce ne sono anche molte altre, ma quest'ultima pubblicazione è dedicata proprio a Trieste, perché nell'occasione della mostra che abbiamo allestito a Trieste un paio d'anni fa, anche visto. Sì, abbiamo appunto ricercato un nesso con Trieste. Io da triestino ovviamente qualche idea ce l'avevo, poi cercando abbiamo scoperto che Stanlio e Ollio a Trieste proprio erano molto amati, soprattutto negli anni 30, nell'epoca d'oro dell'uscita dei loro film, ed erano molto amati, e abbiamo trovato articoli sul giornale locale, le pubblicità, cartoline pubblicitarie, insomma un sacco di notizie che dicono quanto i triestini amassero Stanlio e Ollio. Allora abbiamo deciso di fare proprio una pubblicazione dedicata ai triestini e Stanlio e Ollio. Tra l'altro vedo anche che furono utilizzati anche dalla Cittadella. Esatto, nel primo dopoguerra sulla Cittadella, sul Caleidoscopio, vennero usati tra il 47 e il 48 con delle caricature di Coleman, come interpreti di vignette politiche, satiriche, tipiche di quell'epoca. E questa è stata anche una scoperta molto, molto interessante. Allora, l'operazione Stanlio e Ollio, diciamo così, insomma, poi è una missione. Si concretizza con due appuntamenti. Il primo è previsto per domani
chiedo scusa, dalle 11 al Cinema Ariston, dove saranno presentati la versione italiana appunto filologica, diciamo, anche se parlare di versione italiana filologica è un po' un controsenso, però insomma inutile, del compagno B. E le voci, ricordiamo, sono di Alberto Sordi per quanto riguarda Ollio e di Mauro Zambuto Stanlio, e poi dopo c'è un capolavoro che tra l'altro venne premiato anche come l'Oscar, che è La Scala musicale, che veramente io penso sia una delle cose più divertenti che si siano mai viste al cinema. Credo di capire che al di là di quanto accaduto per altri, sono comunque ancora popolari, no? Nel senso, ci sono parecchi attori comici che magari le generazioni nuove conoscono meno, sto pensando, ma anche probabilmente se parli a un ragazzino di 15 anni, figuriamoci se sa chi era Louis de Funès. Sì. Però per quanto riguarda Stanlio e Ollio, non hanno mai conosciuto una crisi di popolarità. Una fase no, perché loro si rifanno a un tipo di comicità ancestrale, mentre molte volte i comici sono legati a dei periodi storici, sì, e quindi sono molto circoscritti, anche i loro riferimenti sono difficili da capire. Stagliolo si rifanno a loro sono degli archetipi, assolutamente, quindi si rifanno a una comicità che piacerà sempre. Sono dei profondi conoscitori della natura umana, sanno benissimo come funziona, perché la grandezza del comico è proprio quella, sapere come far ridere e come trarre un sorriso anche da quelle che sono le grandi tragedie dell'umanità, non ultima la guerra, per esempio uno dei film, Il compagno B, che presenteremo domani, ha proprio questo, cioè ironizza su una delle più grandi tragedie dell'umanità, di cui si parla ancora oggi, ogni giorno scoppia una nuova guerra nel mondo. Allora loro riescono addirittura a farci ridere di questo, e quindi, ma l'abbiamo visto anche proprio dati alla mano, abbiamo visto l'effetto che hanno ancora oggi sui bambini. Sui bambini, sì, stavo pensando la stessa cosa, perché anche i miei nipoti, che sono piuttosto, adesso sono cresciuti, sono piuttosto ignoranti per quanto riguarda la roba di cinema, con mio grande dispiacere, però alcuni punti fermi li avevano, e Stanlio e Ollio erano uno di quelli. I bambini, soprattutto i bambini del periodo delle scuole elementari, i bambini più piccoli, molti non li conoscono o li conoscono così superficialmente. Ci è capitato più volte, sia a Trieste ma anche alle proiezioni che abbiamo fatto in altri posti, anche a Roma, che i bambini, abbiamo visto, letteralmente impazziscono, diventano subito loro amici, perché alla fine poi sono due adulti che combinano pasticci, per un bambino è il massimo. Quindi noi invitiamo tutti a portare i bambini al cinema, a vedere Stanlio e Ollio al cinema, perché alla televisione chiaramente sì, si possono vedere ogni tanto, magari di notte di solito poi vengono programmati, ma al cinema insieme ad altri bambini è bellissimo. Però io ricordo che credo fosse un 4-5 anni fa, prima della pandemia, uno dei canali Rai dedicati alla sera trasmetteva una selezione delle comiche di Laurel e Hardy, con risultati più che apprezzabili in termini di share, perché di sì, ecco, insomma, poi dopo alla fine questo è. Curiosità, loro non vennero mai a Trieste, no? No, ecco, non vennero a Trieste, ma Enzo, abbiamo un aneddoto. Non vennero a Trieste, ma di fatto, come sostiene anche lo storico Roberto Spazzali, che ha fatto un importante contributo anche nel libro, dice: Stanlio e Ollio sono stati a Trieste per 10 anni, fino al 50, fino al 54, praticamente. Perché a Trieste c'erano gli anglo-americani, e quindi dice tutti noi triestini eravamo quasi assuefatti a questo a questo modo di fare, ma anche modo di parlare, no? E quindi Stanlio e Ollio risultavano particolarmente simpatici, perché come se li avessimo avuti in casa per 10 anni. La marcetta, adesso mi viene in mente, non ho mai chiesto la marcetta, cioè quella che noi conosciamo come la sigla, quello è il Cuckoo Song, è un motivetto scritto da Marvin Hatley, che è uno degli autori, diciamo, che più scrissero
musica per i film di Stanlio Olio, e appare per la prima si sente per la prima volta nel loro primo film sonoro, di cui noi stiamo recuperando dei pezzi qua e là, come sigla, il primo film sonoro nel 1930. Quindi era scritta appositamente per... No, era la sigla di un programma radiofonico. Ho capito. Ma lo scelsero proprio Stanlio e Ollio, perché è formata, diciamo, sono due frasi musicali messe insieme, una che si ripete sempre, che Stanlio diciamo, assimilava al proprio modo di fare sullo schermo, sì. Mentre poi c'è la frase che insomma ha più un segnale di adunata, no? Militare, più solenne, ed è quella la frase musicale di Ollio. Quindi la scelsero proprio loro come... Questo è un parallelo anche con Hitchcock, che scelse la marcia funebre di una marionetta come sigla per i suoi telefilm, e poi divenne associata a lui in maniera inequivocabile. Anche il soprannome Stanlio e Ollio, il nome Stanlio e Ollio, lo scelsero loro per il pubblico italiano. Questo non sapevo. Ecco, non è una cosa che abbiamo attribuito noi a Lore Leardi, ma lo scelsero loro. Allora, ci abbiamo purtroppo velocemente verso la conclusione, abbiamo tempo soltanto per ricordare che il ciclo di appuntamenti si chiude il 27 di febbraio con la proiezione dell'antologia apocrifa Via Convento, che è appunto uno di quegli esperimenti che mettono insieme più di un corto. Sì, un insieme di comiche rimontate per il mercato italiano. E questo è sempre al cinema. Sempre al cinema. Sarà una proiezione tardo pomeridiana. Ok, grazie allora a Paolo Veniere e ad Enzo Pio Pignatiello per essere stati con noi, buon lavoro. Grazie. Davvero. Noi andiamo in pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Si smorzano i toni attorno alle polemiche nel centrodestra sul piano oncologico regionale. L'assessore Riccardi ricorda che tutta la maggioranza ha votato a favore. L'onorevole Anna Maria Cisint ne fa invece una questione di migliorie tecniche da poter aggiungere al piano. Vediamo. Quella delibera dice con chiarezza: c'è un tavolo che valuterà anche eventuali aggiustamenti, l'aveva detto la Regione, non io. Questa vicenda attorno alla quale sia una vicenda che guarda me, cioè io sto cercando di portare avanti con fatica alcune cose delle quali sono convinto, sulle quali sto lavorando da tempo, ma che sono il frutto di atti, di voti dell'intera maggioranza e anche di un pezzo dell'opposizione. Toni politici ridimensionati attorno alla polemica interna al centrodestra sul piano oncologico regionale. Le perplessità nate in seno alla Lega e l'onorevole Anna Maria Cisint, incaricata dal suo partito di seguire la questione, e la paventata lettera di dimissioni pronta nel cassetto dell'assessore alla salute Riccardo Riccardi qualora il polverone dovesse diventare bufera, vede oggi un clima diverso e più sereno. Cisint pone in primo piano questioni meramente tecniche. Riccardi rimarca come il piano fosse stato votato da tutto il centrodestra e una piccola parte del centrosinistra, e che se qualcuno nel tempo avesse cambiato idea sarebbe pronto a discuterne. Quel tavolo, se potrà valutare come migliorativo una o l'altra cosa, secondo me lo dovrà dire. In quel caso penso che ognuno di noi, no, perché se una roba è fatta bene ma c'è una cosa che ti può dare un valore aggiunto, è utile per tutti che quel valore aggiunto ci sia. Noi stiamo discutendo di una vicenda che ha ottenuto nei passaggi che doveva scontare dei pareri e dei voti. Io sto semplicemente doverosamente sto facendo questo. Se qualcuno ha cambiato idea, discutiamo delle ragioni perché si è cambiato idea. Se ci limitiamo alla riunione che è andata molto bene, al comunicato che è andato molto bene, nessuno ha avuto niente da obiettare, anzi penso io. Poi
Io non credo che però si possa ridurre la discussione di qualche pezzo spicciolo che gioca come se fossimo in uno scacchiere a spostare un intervento chirurgico da una parte rispetto all'altra, perché quello è il suo ospedale e difende il medico che lavora lì, perché questa è una discussione sinceramente alla quale io non sono interessato. E sulle polemiche innescate dalle posizioni dell'europarlamentare leghista Anna Maria Cisinti in merito al piano oncologico è intervenuta stamani anche Sandra Savino, sottosegretario al MEF, coordinatrice regionale di Forza Italia, a poche ore dal vertice di maggioranza convocato dal presidente della regione Massimiliano Federica. Ma no, vorrei ricordare innanzitutto che l'assessore Riccardi, che ha svolto per lunghi anni il suo compito in maniera ineccepibile, è un delegato del Presidente della Regione, quindi non può esserci una caccia alle streghe all'assessore Riccardi, semplicemente c'è qualche cosa che all'interno della maggioranza non gira in maniera giusta. Ricordo che il piano oncologico è stato votato dalla maggioranza e anche da parte dell'opposizione, quindi vedremo oggi cosa emergerà. Si parlerà anche del piano oncologico o perché insomma gli altri segretari cercano di buttare un po' acqua sul fuoco, riunioni costanti, la routine, però Forza Italia metterà il tema. Ma no, Forza Italia non è neanche un tema che riguarda Forza Italia, perché come ho detto prima l'assessore Riccardi è un delegato del Presidente, quindi c'è una volontà del Presidente di proseguire in un certo tipo di percorso, no? Perché evidentemente essendo un delegato funziona così in tutto il mondo, quindi evidentemente vedremo quello che verrà fuori. Il piano oncologico è stato votato, il piano oncologico è lì e quindi non ci si sposta da lì. Ha senso basarsi anche su uno studio datato 2021 per procedere con i bandi regionali per la cultura? Se lo chiede il Patto per l'Autonomia, che pone l'accento sulla mancata attuazione di uno specifico osservatorio. L'Osservatorio Cultura, previsto da una legge regionale del 2014, di fatto non ha mai visto la luce. Nel 2019 parte dei suoi compiti era stata affidata allo studio Guerzoni, concretizzatosi nel 2021 il risultato finale, secondo Giulia Marsolino, consigliera regionale del Patto per l'Autonomia, è viziato proprio dal periodo in cui è stato realizzato. Eravamo in piena emergenza pandemica, c'erano enormi restrizioni, appunto non c'erano le visite guidate, c'era l'obbligo di Green Pass, l'obbligo di prenotazione, non c'erano le visite scolastiche. Marsolino porta un esempio concreto. Emerge anche il dato che i visitatori di Miramare, l'immaginario scientifico, sarebbero prevalentemente tra i 35 e i 50 anni, ma è chiaro perché non c'erano le visite scolastiche. È pertanto incomprensibile, sottolinea ancora Marsolino, come si possa guardare a quel testo per prendere decisioni importanti in merito a finanziamenti e contributi. All'inizio di questa settimana sono stati aperti i bandi annuali sulla cultura e ci chiediamo come si possa continuare a basare dei finanziamenti senza avere dei dati attendibili, continuativi, coerenti e calati, diciamo, nella realtà del territorio. A latere, Marsolino ha citato anche il caso dei finanziamenti extrabando, 7 milioni di euro in 2 anni, andati a Diz Academy, laddove Eleonora Sartori, consigliere comunale di Gorizia e componente direttivo del Patto per l'Autonomia, ha sottolineato il caso della Galleria Bombi di Gorizia, che secondo Sartori è un asse di viabilità, prima ancora dell'Art Gallery, in cui è stata trasformata. Di chi è l'opera nel momento in cui viene fruita? Dal momento che viene fruita con una finalità diversa. I dubbi di Sartori si estendono anche all'eventuale effetto economico della nuova funzione della galleria. Quello che viene detto rispetto all'immagine o ai flussi andrebbe eventualmente misurato con dati certi. In questo momento di certo c'è solo che ci sono 120.000 persone dal 17 dicembre a oggi che però non hanno pagato nemmeno €1 di biglietto. L'opposizione in Consiglio Comunale attacca sul tema sicurezza a Trieste, il centrodestra cade dal suo cavallo di battaglia. Credo i cittadini, non perché lo dice il Partito Democratico, ma tutta l'opposizione, ormai si sentono sempre più insicuri. Piazza Garibaldi, diventata un simbolo per i costanti episodi di violenza che la caratterizzano, è stata scelta dalle opposizioni come luogo di ritrovo per fare il punto sulla questione sicurezza a Trieste, dagli accoltellamenti allo spaccio di droga e poi il tema della violenza giovanile e delle rapine messe a segno dai Maranza in pieno centro città. La settimana scorsa in Consiglio Comunale è stata presentata una mozione urgente, primo firmatario il Dem Luca Salvati, ma condivisa da tutti i partiti di opposizione.
Poi si chiede il ripristino della figura del poliziotto di quartiere, che la stessa questura in una sua dichiarazione nel 2013 diceva essere stata largamente apprezzata, dove si chiede al sindaco che siede al comitato di ordine pubblico e di sicurezza di chiedere per Trieste delle unità in più e soprattutto di attivare, perché la sicurezza non è solo repressione, ma di attivare tutti quegli strumenti utili come l'educativa di strada, coinvolgere enti, associazioni, parrocchie per creare quella rete che oggi non c'è. E il fatto che il Consiglio Comunale non affronterà questa mozione, perché a questa mozione è stata negata l'urgenza, ha del comico. Ecco, a questo siamo ridotti con una maggioranza che non sa affrontare il tema che era il tema principale della loro campagna elettorale. La sicurezza la porteremo noi quando voi avrete votato correttamente alle prossime elezioni. Stando alla rivelazione informatica della piattaforma Numbeo, Trieste è prima per qualità della vita fra le grandi città italiane. Trieste in testa alle grandi città italiane per qualità della vita. A certificarlo questa volta è Numbeo, sito ideato da un ex ingegnere di Google che si basa su una serie di indici collegati al potere d'acquisto locale, costi di case e affitti in relazione al reddito, tasso di sicurezza, livello di assistenza sanitaria, inquinamento, clima e tempo medio di percorrenza del tragitto casa-lavoro. La città della Bora complessivamente ha ottenuto un indice di qualità della vita molto alto, facendo la media di tutti questi fattori e mettendo in fila nella speciale classifica alimentata dagli stessi utenti web Genova e Firenze. L'equilibrio fra spesa e servizi offerti dalle due città portuali in testa alla classifica, insieme a un buon indice del clima, rappresenta uno dei dati chiave anche per Trieste. Ma sai, quando parlo con la gente che viene a Trieste, tutti impazziscono per la nostra città e questo è già un dato. E dopo naturalmente quando vedi queste classifiche, insomma, fanno piacere. Sono in Austria in questo momento e tu non hai idea come viene classificata Trieste da tutti. Mi dicono delle cose meravigliose, sono qua sto sciando, insomma, sai, quelle cose bellissime. Dopo l'incontro di ieri nella sede dell'Ince, anche dal Comune di Trieste arriva l'appoggio per il progetto di ricostruzione della città portuale di Mariupol in Ucraina. Scambio di doni fra amministrazioni comunali in Salotto Azzurro. Dopo la visita di ieri alla sede dell'Ince a Trieste del sindaco della città ucraina di Mariupol, Vadim Bolchenko, oggi anche il comune ha rinnovato il proprio appoggio al progetto per la ricostruzione della città pesantemente bombardata dalla Federazione Russa. 12.500 morti, 200.000 profughi, il 50% degli edifici distrutti e danni per 14 miliardi di euro. Il progetto pilota, per il quale il sindaco della città portuale ucraina mira ad avere aiuti economici dagli altri paesi europei, punta a garantire alle tante famiglie sfollate una nuova abitazione, quantomeno provvisoria, ma il fine ultimo è allargare questo modello anche alle altre città colpite dalla guerra. Ince da sempre ha da sempre assunto una posizione molto chiara nella condanna dell'invasione sovietica e quindi della condanna della lesione del diritto internazionale, quindi ad uno Stato sovrano qual è l'Ucraina, sta al fianco dell'Ucraina, la sosteniamo con i nostri progetti, nei limiti delle nostre forze, e devo dire che da questo punto di vista devo ringraziare tutti i paesi che compongono l'Ince, che sono 17, che hanno dato il loro appoggio incondizionato a tutte le iniziative di sostegno concreto. Ma sicuramente da sempre l'Italia è a fianco dell'Ucraina, lo dimostrano le politiche messe in campo sia dal Premier Meloni che dal nostro Vice Premier, il Ministro degli Esteri italiani. Quindi è chiaro che il supporto c'è sempre stato. Mi ha fatto piacere incontrare il sindaco, soprattutto per il fatto che dimostra la volontà proprio di andare avanti, di non fermarsi, di non arrendersi a quelle che sono le evidenze, no? della condizione della sua città, ma che ha una prospettiva futura. La città di Trieste è stata vicina al popolo ucraino fin dalle prime fasi della guerra, con slancio e solidarietà, e ancor più siamo e saremo accanto al popolo ucraino nelle fasi della ricostruzione per accelerare quel processo di normalizzazione che il popolo ucraino si merita nella sua battaglia per la libertà.
Allora, adesso il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Siamo in linea con l'ispettore capo Paolo Gurtner. Buongiorno ispettore. Buongiorno ai Bosazzi, buongiorno agli ascoltatori. Cosa ci racconta di questa mattinata per quanto riguarda viabilità e traffico, ispettore? Allora, per quanto riguarda la giornata odierna, i colleghi mi hanno riferito di attività abbastanza intense sul fronte del codice della strada. Per quanto riguarda invece le novità rispetto a viabilità o problematiche legate a delle ultime evoluzioni rispetto alle anomalie stradali, siamo attualmente in Dalviano, prima della via dei lavoratori in direzione Torri d'Europa, dove a causa di un avvallamento con cedimento strutturale del piano viario attualmente è in atto un restringimento di carreggiata con dei rallentamenti. Sul posto c'erano sia tecnici comunali che tecnici Acegas. La situazione è in fase di evoluzione, stanno predisponendo un restringimento con eventualmente semafori e un senso unico alternato. Attualmente si transita e vedremo nel pomeriggio la situazione come si evolverà rispetto alla problematica appunto che riscontreranno i tecnici sul posto. E in maniera analoga in Ottaviano Augusto Campo Marzio in direzione Riva Traiana c'è un cedimento di un chiusino metallico proprio in centro carreggiata e siamo sul posto ad inibire il transito e in attesa anche là di segnaletica che predisponga l'utilizzo di un'unica corsia all'altezza praticamente di stazione Rogers direzione Campo Marzio e Riva Traiana stessa. Abbiamo segnalazione da parte di Acegas Rete sempre fognaria di una problematica in strada di Fiume 251, siamo anche là con un restringimento di carreggiata, siamo all'altezza di via Rio Cornioletto per capirsi e per quanto riguarda la giornata di domani volevo solamente segnalare che dalle 14:30 è prevista la Marcia della Pace con percorso che inizierà in Largo Santos, si snoderà poi in Piazza Libertà, via Ghega, via Trento, Piazza della Borsa, Piazza Unità e si concluderà poi in Piazza Verdi. Direi che per oggi non ho altre cose da riferire, incidenti non ce ne sono stati e quindi saluterei tutti. Grazie ispettore Gurtner, buona giornata e buon lavoro. Alle mie spalle vedete l'immagine di Lucas Hubert che la pallamano Trieste ha ingaggiato ed è una notizia arrivata questa mattina. Hubert proviene dal Gran Besançon Dubs Handball, con la cui casacca ha disputato le ultime 4 stagioni nella Pro League Transalpina, che corrisponde alla seconda divisione nazionale. Il giocatore si legherà a Trieste non solo per la seconda parte di questa stagione, ma anche per l'annata 2026-2027 e sarà a disposizione dell'allenatore Andrea Carpanese già per la gara di Cologne del prossimo 7 febbraio. Nativo di Grasse, a pochi passi dalla Costa Azzurra, Hubert ha iniziato il proprio percorso agonistico vestendo i colori del San Rafael Var nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018, collezionando un gol e 9 presenze nella sua primissima esperienza senior. Il palmarès di Hubert è veramente notevole. Nel 2022-2023 per esempio è arrivata la chiamata del Besançon con le migliori performance di carriera che arrivano proprio nel primo anno in terra di Borgogna, con l'apice di 170 realizzazioni complessive in 30 match, quindi un arrivo importante per la nostra squadra di pallamano. Prima della pubblicità vi ricordo l'appuntamento con Ring, in onda a partire come sempre dalle 21:10 circa. Ospiti di Ferdinando Avarino saranno Angelo Lippi del Mondo al Contrario, Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle, Rossana Pucci del Partito Democratico, Massimo Codarin di Fratelli d'Italia e Stefano Bernovic della Lega. Si parlerà anche della situazione di Innoway e gli ospiti sono Antonio Rodà, Giacomo Viola della Wilm, Roberto Pizzin della FIN e Andrea Della Pietra di FIOM. Andiamo adesso in pubblicità, poi torniamo con altri servizi. Rientriamo in studio. Ieri c'è stata una nuova operazione di sgombero e controllo nell'area del Porto Vecchio, dove le forze dell'ordine, coordinate da Prefettura, hanno identificato la posizione dei migranti presenti negli edifici 7 e 10 per il trasferimento nei centri di accoglienza e la messa in sicurezza degli stabili. In una settimana sono stati circa 300 i migranti ricollocati.
Nuova operazione di controllo e sgombero nell'area di Portovecchio questa mattina, gestita dalla Questura di Trieste, con particolare riferimento ai magazzini 7 e 10, dove negli ultimi mesi hanno trovato temporanea dimora numerosi migranti richiedenti asilo. L'intervento è coordinato dalla Prefettura e si inserisce nel più ampio piano di monitoraggio e messa in sicurezza della zona. Oggi a partire dalle 7 numerose persone, oltre 150, si sono radunate sotto il porticato d'accesso all'antico scalo affacciato sul Largo Santos in attesa delle forze dell'ordine e del personale dedicato alla loro identificazione e presa in carico, con successivo trasferimento nei centri di accoglienza presenti sul territorio nazionale. Oltre alla Polizia di Stato presenti anche i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, con il supporto di contingenti di rinforzo. L'operazione odierna è stata speculare a quella di giovedì scorso, dove 116 migranti sono stati identificati e trasferiti nell'ambito di una più vasta attività avviata dallo scorso mese di dicembre, che ha portato alla chiusura di 4 magazzini in disuso e interessati anche da ripetuti episodi di incendio. In una settimana dunque sono circa 300 i migranti trasferiti e fatti evacuare dai magazzini del Portovecchio. Coinvolto anche l'ufficio immigrazione per l'esame delle posizioni di soggiorno, l'azienda sanitaria per le verifiche mediche e l'individuazione di eventuali situazioni di vulnerabilità, nonché l'UNHCR per l'informativa legale ai migranti. Per il supporto logistico sono state installate tensostrutture e predisposta la distribuzione dei pasti. La priorità, come da prassi, è stata rivolta alle famiglie e alle donne, prese in carico per prime e imbarcate sui pullman diretti tanto sul territorio provinciale, Casa Malala per fare un esempio, quanto in strutture del nord-est. Al termine dei controlli gli edifici interessati sono stati messi in sicurezza e sigillati. Parallelamente, per altri 2 magazzini limitrofi, la Regione ha avviato le procedure di chiusura per il ripristino delle condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie, anche in vista dell'imminente avvio dei cantieri di riqualificazione dell'area. Restiamo in zona, il parcheggio del Silos, opportunamente predisposto grazie ad un accordo fra Alleanza 3.0, Confcommercio e Comune di Trieste, chiuderà il 1° febbraio. Il presidente camerale Pauletti prefigura un futuro con stagli a pagamento. Il park gratuito del Silos non sarà più fruibile a partire dal 1° febbraio. L'area di parcheggio di proprietà di Coop Alleanza 3.0 era stata richiesta inizialmente dalla Confcommercio per contribuire ad arginare la carenza di stalli nel periodo prenatalizio, tradizionalmente ricco di eventi ma anche di traffico veicolare. A seguire l'associazione di categoria e la stessa Coop 3.0 si erano accordate per una proroga al fine di incentivare lo shopping a beneficio dei negozi cittadini in occasione dell'avvio dei saldi. L'utilizzo del parcheggio da 455 posti è stato particolarmente frequente dai primi di dicembre, con più giornate di tutto esaurito. Dopo l'Epifania, anche in virtù del affievolirsi dei flussi turistici, il park è stato meno affollato, ma comunque con un tasso di occupazione medio che ha oscillato tra il 50 e il 60%, con punte maggiori nei weekend. Il presidente di Confcommercio, Antonio Pauletti, prefigura però da subito il futuro dell'area. Confcommercio Trieste, insieme a Coop Alleanza 3.0 e i vari partner hanno fatto un regalo alla città anche quest'anno, mettendo a disposizione 455 posti gratuitamente per tutto dicembre e per tutto gennaio, perciò le feste natalizie e i saldi, facendo contenti sia i commercianti sia i tristini e sia soprattutto gli ospiti turisti. È chiuso temporaneamente, adesso stiamo trattando, stiamo vedendo con la Coop Alleanza 3.0 il proseguo, come procedere. Sicuramente non sarà più gratuito, ma speriamo di trovare un accordo per comunque donare alla città un parcheggio importante di sfogo in maniera comunque temporanea. Voglio ricordare che quel parcheggio è, come dire, di pertinenza del futuro, costruendo, si spera, un nuovo centro commerciale. È partito il primo lotto per la rinascita del campo di calcio Ferrini in Ponziana, un intervento da 1.200.000 euro che rimetterà in sesto il manto in erba sintetica e l'illuminazione. D'estate poi partirà la costruzione della sede. Sono partiti da pochi giorni i lavori per la riqualificazione del campo di calcio di Ponziana, il Ferrini. Vedete i marsugli del manto erboso che è stato rimosso. Qui verrà creato in questo primo lotto un nuovo tappeto di erba sintetica e verranno poi anche create le nuove torri faro. Una prima tranche di interventi che si concluderà a metà maggio, poi partirà invece la fase di costruzione della sede, del bar e degli spogliatoi. Un intervento molto atteso dal Rione, ma anche
anche dal contesto sportivo cittadino, che ha bisogno di un campo di calcio a 11. E non solo la città ha sempre bisogno di spazi sportivi, ma i rioni di Chiarbole Ponziana hanno sofferto a lungo alla vista di un luogo iconico lasciato all'abbandono. Ora, forte del finanziamento regionale, grazie alla concertazione, il Ferrini tornerà a nuova vita, prima vedendo un nuovo tappeto sintetico e l'illuminazione, poi la sede con tutti gli spazi del caso. Grazie alla Regione abbiamo anche un finanziamento già in casa di 1,9 milioni per il secondo lotto, è arrivato quest'estate, che ci permette di cominciare una progettazione esecutiva, abbiamo già quella di fattibilità, e ci permette di andare a avviare tutte le procedure di affidamento e poi di gara per gli spogliatoi e per il bar, zona servizi e biglietteria. Da qui un primo intervento quando all'allora presidente della Triestina era Biasin, qui si voleva fare un partenariato pubblico-privato, era in previsione una grande struttura con un finanziamento in parte pubblico e in parte privato, quindi c'era stato un primo finanziamento da 1.200.000 euro, poi sappiamo che Biasin purtroppo ci ha lasciati prematuramente a causa di un incidente, quel progetto è saltato e allora la Regione è intervenuta. Una volta completato rimane il rebus di chi potrà utilizzare quell'impianto. La risposta arriverà dalla gara d'appalto che il Comune bandirà a breve per l'aggiudicazione in concessione di quello più altri campi di calcio a 11 e a 7. Farei presenti oggi anche alcuni consiglieri che si sono spesi per la rinascita del Ferrini, tra loro Corrado Tremul, che ha proposto di poter collocare una targa in memoria dell'ex presidente della Triestina Mario Biasin. Il cantautore bolognese Cesare Cremonini inaugurerà il prossimo 31 maggio il nuovo sito dei concerti a Gorizia, ricavato nell'ex aeroporto Duca d'Aosta. Sarà Cesare Cremonini il protagonista del primo grande concerto nella riqualificata area dell'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia, che il 31 maggio ospiterà la data zero del tour 2026 del cantautore bolognese. Il concerto rientra nella rassegna Go to Pordenone and Friends, programma che unisce le capitali della cultura europee del 25 e quella italiana del prossimo anno. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha definito un grande orgoglio poter ospitare la data zero dell'attesissimo tour di Cesare Cremonini, che torna ad abbracciare il pubblico sulla scia del grande successo del suo ultimo album, confermandosi tra i protagonisti assoluti della scena musicale italiana e internazionale. Un evento di assoluto rilievo, ha detto Fedriga, che rafforza il ruolo del nostro territorio come luogo capace di attrarre produzioni culturali di livello. L'aeroporto Duca d'Aosta si trasformerà così in un grande parco della musica, uno spazio aperto e simbolico dedicato agli spettacoli dal vivo. I biglietti saranno disponibili da domani dalle 10 sui consueti circuiti. È tutto, vi ricordo l'appuntamento delle 17.55 con Trieste in diretta, alle 19.30 il telegiornale, alle 21.10 Ring. Buon pomeriggio a tutti, ci vediamo dopo.